Ciao ragazzi, benvenuti alla sfrazzera di Valeggio sul Mincio per incontrare i Tosoni, una famiglia biodiversa. Perché Angelo? Allora, biodiversa perché noi da sempre, da quando andavamo a scuola, aiutavamo il papà, poi siamo entrati in azienda e abbiamo cominciato subito a fare gli agricoltori con una spiccata sensibilità per la biodiversità. Quindi per tutte quelle che sono le pratiche agronomiche che Certo. vogliono bene all'ambiente, avere le api in azienda, avere messo a dimora alberi, alberature di essenze che piacciono alle api, quindi che producono nettare e polline, tant'è che adesso produciamo anche il miele. Quindi diciamo che la biodiversità è un qualcosa che ci appartiene da sempre. Praticamente la biodiversità è sinonimo di equilibrio. A proposito di biodiversità, Angelo, che cosa c'è in questi calici? Allora, in questi calici abbiamo una bevanda molto simpatica che è l'Ugo, Ah, realizzato con il nostro sciroppo di sambuco. che Questo siamo tra l'altro andati a raccogliere stamattina. è proprio periodo di fioritura del sambuco, quindi Sara nel nostro agrilaboratorio produce il succo non il succo, è uno sciroppo di sambuco che utilizziamo poi per fare questi bei cocktail o usiamo anche per arricchire la marmellata, visto che anche questo è anche periodo di fragole, di marmellata di fragole, e lo sciroppo di sambuco si sposa benissimo con la marmellata di fragole e viene così creata una marmellata un po' diversa da quella di fragole perché è arricchita col sambuco. Sono proprio curioso. Tutte queste cose vengono fatte in azienda e gran parte di queste le potrete assaggiare anche voi a Peschiera all'End of Wine dal 9 all'11 maggio. E la cosa che mi piace sottolineare è questo senso dell'accoglienza. E lo dico proprio mentre te stai a Salado, che è una cosa che amo sempre veder fare, perché precede una degustazione importante, vero? Bravo, perché noi Che dopo disemmo per farti tutta, assaggiare l'ugo, dimmi. che dopo è tutta colpa della mamma, vero? È tutta colpa della mamma, Ecco. perché quando ero ragazzino, quando ero bambino, io sono cresciuto con questa bella abitudine di vedere arrivare in azienda, magari anche la domenica o il sabato pomeriggio, il notaio, l'avvocato, il commercialista, signori che arrivavano anche dalla città e che venivano in azienda per trascorrere qualche ora in tranquillità, all'aria aperta, con un amico, perché si sedeva a bere un bicchiere di vino fatto dal papà, il vino quello di casa. E intanto la mamma, che sapeva che arrivavano, preparava, se era Natale vicino a Natale, il cappone, se era in inverno il cotechino. Allora, un bel vantaggio oppure... conoscerle. Ma Uno veniva qua, diciamo che chi veniva a trovarci passava un momento conviviale di serenità in mezzo alla natura, in mezzo ai ritmi della natura. Perché avete preso nota, perché tutto quello che sta dicendo Angelo lo proverete anche voi a Peschiera. Adesso no, ti ho interrotto volutamente perché vedete che non ti azzonavi mia la fittatrice, capisci? Ecco, questo qua è un cacciatorino, lo chiamiamo noi, perché nella Bassa di Verona si chiama stortina. Mi vengo dalla Bassa. Bravo. E noi che non siamo nella zona della stortina, il procedimento sostanzialmente è quello, per cui è lo chiamate l'impasto del cacciatorino, così insomma rende l'idea lo stesso. Io volevo fare un brindisi a questa bella famiglia, non sono neanche tutti qua, e soprattutto all'impegno che ci mettete nel rispettare la natura e nel tirar fuori da questa i sapori veri della terra. Ragazzi, cin cin con l'Ugo e ci vediamo a Peschiera. Adesso ti ho interrotto, ma dopo riprendi subito, mi raccomando, no? Perché c'è tanta gente qua, vero?